Raffadali vive intensamente e profondamente le celebrazioni legate alla Santa Pasqua. Il primo importante appuntamento si tiene il Giovedì Santo con una funzione davvero singolare, in programma dopo la messa del Cena Domini. Si tratta di un momento tipico del luogo, molto atteso e partecipato, l'unico in tutta l'arcidiocesi di Agrigento. Riguarda la processione della cosiddetta Cunnutta, che rievoca l'episodio di Gesù condotto dopo l'arresto da Pilato, da Erode, dal sommo sacerdote Caifa. Il corteo è partito dalla chiesa madre e è arrivato alla chiesa del Carmelo, poche centinaia di metri percorsi in 2 ore e mezzo. Durante il tragitto si alternano riflessioni sulla passione di Cristo e i caratteristici canti dei lamentatori tipici di Raffadali.